Se funziona. Ok. Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, ogni martedì sera in diretta streaming dalle ore 21. Allacciatevi le cinture. Si parte. Buon ascolto. Rieccoci qui nuovamente con la nostra classica sigla. Abbiamo fatto riprendere, rispolverare la nostra mongolfiera. Siamo, Rossella, siamo nel nostro cestello. Come va? Ah, un attimo, adesso avevi il microfono chiuso, come il classico. Come da copione. Esatto. In effetti È una gag in realtà. Non esatto, è brava. una gag. In effetti è nei testi questa parte qua. Sono gli autori che ci scrivono di fare così, non meglio identificati. No, volevo far notare la raffinatezza delle locandine con le mongolfiere, perché Gian ha fatto una ricerca d'archivio molto articolata e approfondita e ha trovato un sacco di francobolli, sia Sì, italiani ma anche stranieri, sì, quello da di tantissimi oggi paesi. è della città del Vaticano, Ecco, con con tre le mongolfiere. mongolfiere. Quindi sono molto carine e grazie per questa ricerca, perché insomma a noi piace molto la mongolfiera perché ci permette di svolazzare di qua e di là. Bene, è finita Bene, la sigla, andiamo col primo brano, sempre Lina Chiusso, Forget Domani. Tu dimenticando mai, tu dimenticando mai, tu dimenticando mai, perché forse non verrà. Oh, tu dimenticando mai, tu dimenticando mai, tu dimenticando mai, perché forse non verrà. Domani, forget domani, viviamo oggi, chi lo sa se c'è domani. Amore, non ci pensare, la vita è breve, lascia vivere il tuo cuore. Oh, oh, che luna,
forte mare, con questa luna, questo mare, tu con me. Amore, amore, tienimi stretta a te, non farmi più pensare che domani forse non ti rivedrò. Viviamo oggi questo nostro amore, il tempo fugge, non si può fidarsi del domani, no, no, no. Tu dimentichiamo domani, tu dimentichiamo domani, tu dimentichiamo domani, perché forse non verrà. Oh, tu dimentichiamo domani, tu dimentichiamo domani, tu dimentichiamo domani, perché forse non verrà. Amore, amore, tienimi stretta a te, non farmi più pensare che domani forse non ti rivedrò. Viviamo oggi questo nostro amore, il tempo fugge, non si può fidarsi del domani, no, no, no. Tu dimentichiamo domani, tu dimentichiamo domani, tu dimentichiamo domani, perché forse non verrà. Oh, tu dimentichiamo domani, tu dimentichiamo domani, tu dimentichiamo domani, perché forse non verrà. Oh, tu dimentichiamo... Eccoci qua nuovamente, Forget domani, e domani dove andiamo? Cosa succederà domani, meglio? Allora, domani non lo so, so però dove andiamo adesso. Andiamo a Roma a trovare Andrea Mercurio, che è un giornalista che abbiamo già ospitato l'anno scorso, che scrive per East Journal, e poi Andrea, ricordaci, ha un Ciao a blog. tutti. Atlante Editoriale mi è capitato e poi ho aperto una newsletter sempre a tema Balcani che si chiama Balcanismo, insieme a un mio collega Camillo Cantarano. Bene, Ecco, i quindi link li trovate qui sotto. ci occupiamo di Balcani e abbiamo chiamato Andrea Mercurio perché è passato un anno dal crollo della pensilina, di una pensilina nuova appena costruita in una stazione degli autobus, se non sbaglio, no? Che è crollata e sono morte 16 persone. Ecco, Esatto, esattamente. e mi ricordo che c'erano state delle manifestazioni, delle proteste all'inizio. Sì, un anno fa, il 1 novembre 2024, la stazione di Novi Sad crolla la pensilina di fronte alla stazione. Novi Sad è la seconda città della Serbia per grandezza e muoiono 16 persone e diciamo la cosa più inquietante, che più ha colpito è che la stazione era appena stata soggetta a lavori, quindi sarebbe dovuta essere nuova e invece avviene questo crollo e fin dal primo momento scatenò una serie di proteste da parte in modo generalizzato in tutta la Serbia, non solo a Novi Sad, e queste proteste poi sono andate avanti durante tutto l'anno. Il motore di queste proteste poi sono diventati più giovani, gli studenti, e si sono toccate anche cifre di partecipazione altissime. A marzo, per esempio, si è arrivati a quasi 500.000 persone in piazza. E diciamo che dal tragico evento della pensilina si è passati poi ad una richiesta più ampia e più radicale, ovvero di cercare di cambiare un sistema politico il cui protagonista è l'attuale presidente Vučić, e che però è basato su una forte corruzione e che si è nel tempo allontanato dalla democrazia e da tutti i principi democratici. Quindi le Però proteste erano contro il governo, contro la corruzione in sostanza.
Esattamente, sì. La richiesta principale dei manifestanti è di andare a di andare a elezioni anticipate e quindi potersi presentare con delle liste alternative a questo governo, così da cercare di cambiare questo sistema. Perché diciamo che il ruolo che ha avuto questa tragedia in Novi Sad è far emergere come la corruzione nel paese crei anche uccida le persone. Ora, detto in maniera Certo. abbastanza forte, però in un certo senso è così, perché comunque quella pensilina era appena, cioè quella stazione era appena stata soggetta a lavori, eppure c'è stato un crollo che nessuno ha spiegato. Poi appunto c'è la questione della giustizia, perché comunque sono partite delle indagini che però vanno molto a rilento e quindi anche quello è un altro ambito su cui bisognerà vedere poi come evolve. E ora, il 1° novembre, è passato un anno da questo avvenimento, ci sono state una grande manifestazione, si parla di 100.000 persone che sono arrivate da tutta la Serbia, sono arrivate davanti alla stazione di Novi Sad, i 16 minuti di silenzio, fiori. È stato, rispetto alle altre manifestazioni, è stata una cosa più commemorativa delle vittime, però comunque a livello simbolico è forte perché comunque diciamo segna il tempo e segna il fatto che da un anno le generazioni più giovani in Serbia scendono in piazza alla fine per chiedere un futuro migliore, ecco. Quindi gli studenti non hanno assolutamente, non si è allentata la protesta, diciamo, nonostante sia passato un anno. Ci sono stati dei momenti di stanca, però a livello generale no, nel senso che comunque le richieste restano le stesse e poi i numeri magari ci sono stati dei momenti di picco appunto a marzo oppure ora per un anno, però comunque le proteste restano e ogni settimana scendono in piazza le persone, poi purtroppo c'è la repressione, cioè la polizia che in certi periodi ha usato anche la violenza e, e senza sconti. C'è la questione dei sostenitori del governo che in questo momento sono accampati di fronte al Parlamento e vengono chiamati studenti pro governo, però in realtà poi non sono studenti, basta vederli, sono dei persone vicine al partito di Vučić che vengono fatte andare lì e che dovrebbero, diciamo, far mostrare la Serbia che sta dalla parte del governo e dalla parte di Vučić e anche lì ci sono stati episodi di scontri, violenze da parte di questi sostenitori verso i manifestanti, verso gli studenti manifestanti. Quindi, insomma, la Quando situazione dovrebbero essere le elezioni, la scadenza regolare, quando dovrebbe essere? dell'università. No, no, le Ah, elezioni. le elezioni 2027, credo. Ah, Probabil- quindi ce n'è da probabilmente si andrà aspettare. a quelle lì. Probabilmente si andrà al Ah. 2027 perché in questo momento sembra difficile che Vučić accetti di dimettersi prima. Ceda. Nel frattempo però, insomma, questa è stata una notizia che ci ha fatto anche un po' amaramente sorridere, no, abbiamo visto che un edificio che aveva un significato storico importantissimo, a Belgrado, Sì. vuoi dire tu come. Sì, la sede dello Stato Maggiore dell'esercito serbo, la ex sede che era attiva negli anni 90 e quando era Jugoslavia, venne bombardata nel 1999 dalla NATO e è rimasta come rudere per tutti questi anni, ma adesso il Parlamento serbo ha approvato un progetto americano per costruire un enorme hotel di lusso diciamo non a caso, mi viene da dire così, l'hotel si chiamerà Trump Hotel e il progetto di costruzione sarà seguito da Jared Kushner, che è il genero di Trump. E quindi diciamo che a livello simbolico la cosa è abbastanza forte. Primo perché il palazzo era stato lasciato come rudere
appunto per ricordare a tutti cos'era successo a Belgrado nel 99. Ci ricordiamo tutti i bombardamenti della NATO sulla città, i morti, insomma il dramma di una guerra che in atto. E invece adesso, alla prima occasione, è stato venduto proprio agli americani, che dovevano essere in questo caso gli avversari. E tra l'altro Vučić ha detto che diciamo, questo progetto deve aiutare la Serbia a migliorare i rapporti con gli Stati Uniti, quindi diciamo, lo ha ammesso lui stesso che serve appunto, a migliorare i rapporti con Sì. Trump e con gli Stati Uniti. Ma e c'è un motivo per cui il Parlamento ha approvato questa proposta? Sembra abbastanza surreale, no? Cioè il palazzo bombardato dalla NATO, che noi identifichiamo insomma in gran parte con gli Stati Uniti, che adesso viene ceduto agli Stati Uniti, al presidente americano, e che attraverso il genero ne farà uno dei tanti Trump Hotel. Nel mondo, sì. Come mai il Parlamento ha approvato questa scelta? Ma allora io credo che la Serbia e in particolare il governo Vučić abbia bisogno di mantenere rapporti da una parte con la Russia, che è considerato un po' lo storico alleato dei serbi per una questione culturale e religiosa, e dall'altra però non si può distaccare troppo né dall'Unione Europea né dagli Stati Uniti. Con l'Occidente più per una questione economica, credo io, rispetto che una questione culturale. Certo. E quindi ogni possibilità che c'è per comunque tenere questo saldo, questo rapporto, Vučić non la può perdere. E con personaggi come Trump a volte l'unico modo per avere un rapporto anche personale, anche diplomatico, è fare questi affari, via. Un po' di business. Esatto, esattamente. Credo sia molto, diciamo, fa molta impressione anche dal punto di vista di Trump, cioè Trump utilizza i propri affari, gli affari della propria famiglia per fare diplomazia con gli stati del mondo. Certo. Quindi Sì. si può vedere anche dal punto di vista americano, ecco. Certo. Ma vabbè, insomma, è una notizia che ci ha molto sorpreso così, non solo noi, Sì. ecco, perché insomma abbiamo così letto molte perplessità e anche molta sorpresa, appunto. Però, insomma, così va il mondo, ecco, diciamo che si guarda avanti. Purtroppo funziona così, soprattutto in questo periodo. Va bene, Sì, grazie no, mille volevo un Andrea. attimino. Grazie a voi, grazie Aspetta, Andrea, volevo un attimino sentire da te le ultime notizie di oggi, di ieri, no? Di questo divertimento ad andare a Sarajevo a sparare durante la guerra da parte di cittadini italiani e soprattutto veneti o lombardi. Sì, questa è un'inchiesta che è uscita ora, io l'ho letto su vari giornali, cioè è un'inchiesta, ci sono state aperte delle indagini perché un giornalista, di cui purtroppo non ricordo il nome, ha raccolto una testimonianza di di una persona bosniaca che raccontava appunto di italiani o comunque persone straniere, non solo italiani, secondo lui di una certa ricchezza, che pagando andavano a Sarajevo durante l'assedio della città per fare il cecchino, per sparare alle persone, ai civili. E quindi veniva usato come una specie di divertimento, e questi turisti della guerra, li definisce, Certo. pagavano anche cifre abbastanza importanti ai soldati serbo-bosniaci per fare questa esperienza tremenda, direi. E sempre secondo ora è stata aperta l'inchiesta perché, essendo omicidio volontario, non c'è non è stato prescritto il reato. Per ora è verso ignoti, però si spera che tramite queste testimonianze di arrivare a trovare queste persone, se sono ancora presenti, via.
E appunto parlava di persone soprattutto del nord Italia, sì, questo sì, molto ricche e del nord Italia, e Sì, perché addirittura c'era dice anche un che usassero la prezziario, scusa della c'era anche, faccia. no? Come? C'era anche un prezzario, no? Un bambino Sì, sì, aveva sì, un sì, sì. tot, gli anziani erano gratuiti, eccetera, eccetera. È veramente Sì, 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 inquietante, sì. Sì, molto incredibile. agghiacciante, sì. No, poi insomma, parlavamo prima un attimo di Sarajevo, chi ha presente Sarajevo? C'è sta collina e tu arrivi, vedi la collina ed è un po' difficile non ricordarsi che da lì sparavano sui civili, hanno sparato per mesi, mesi e mesi, 3 anni, stringendo la città d'assedio. Quanti anni? 3 anni, 3 tutti anni, e tre ecco. anni. Quindi no, a me ha messo un'angoscia terribile, cioè Sì, sì. sì, veramente angosciante, sì. Per cui sì, questa è una notizia Sì, spaventosa. sì, vediamo un po' come andranno a finire, poi magari la riprenderemo più avanti. Va bene, Andrea, grazie mille, buon lavoro e ci risentiamo, dai. Grazie, Ciao, grazie adesso dell'invito a voi, buona serata. Grazie, buonasera, ti ciao. facciamo scendere dalla nostra mongolfiera. Ciao. Ciao, grazie. Moretto, Moretto, lei è un bel giovinetto e porta i capelli all'onda del mare, sull'onda del mare, la barca filava, Rosetta chiamava, Moretto, vieni qua. Cosa ti credi che Moretto non te voglia bene? Cosa ti credi che Moretto te lasci? Non posso venire che l'aria mi tiene, l'amor mi conviene, sposarti la la Moretto non te voglia bene, cosa ti credi che Moretto te lava così? Moretto, Moretto, lei è un bel giovinetto e porta i capelli all'onda del mare, sull'onda del mare, la barca filava, Rosetta chiamava, Moretto, vieni qua. Moretto, vieni qua. Moretto, vieni qua. Bene, riprendiamo sempre anche questa settimana le canzoni di Lina Chiusso, Moretto Moretto, e dal Veneto di Moretto Moretto andiamo giù 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 giù, giù fino alla punta dello Stivale. Chi troviamo, Rossella? Abbiamo con noi Daniele Ialacqua che è proprio sullo stretto, davanti allo stretto. Ciao Daniele. E ricordaci un po', Daniele, qual è il tuo ruolo? Fai parte di un'associazione? Io sono il referente del Comitato No Ponte Capopeloro, comitato nato 3 anni fa, costituito in prevalenza da abitanti della zona di Capopeloro che si battono per impedire questo scempio del ponte sullo Stretto di Messina. Che è dalla parte della Calabria o della Sicilia? No, io sono dalla parte della Sicilia, Della Capopeloro. Sicilia. Questo, diciamo, arcobaleno che vedete è stato fotografato 2 giorni fa dalla Calabria guardando la Sicilia. La cosa appunto particolare è che proprio è nato proprio in mezzo allo stretto, come dire, questo è l'unico ponte che vogliamo qua, è il ponte. Esatto, infatti bellissima questa metafora, veramente. E allora abbiamo già capito come la pensate, perché siete di questo comitato No Ponte.
Ma insomma siete contro la modernità, contro la velocità, e se c'era il ponte la Sicilia finalmente avrebbe avuto uno sviluppo turistico meraviglioso e dite sempre di no. Com'è 'sta storia? Sì, queste sono le continue accuse che ci vengono fatte. In realtà guarda, è l'unica opera con cui siamo contrari. Noi siamo per tanti, anzi noi uno degli slogan era 1000 sì, un solo no. Nel senso che vogliamo tutto ovviamente per la nostra terra, opere ferroviarie, stradali, porti più efficienti, eccetera. L'unica opera che non vogliamo è proprio il ponte, perché praticamente l'hanno previsto, diciamo, nel punto più sbagliato possibile, cioè il punto più vicino tra la Calabria e la Sicilia è il punto più vincolato dal punto di vista ambientale, naturalistico, è il E punto anche più delicato. geologico, suppongo, no? Come? Anche geologico. Esatto, è il punto più fragile dal punto di vista proprio geologico, e poi è più esposto, diciamo, a tutta una serie di fenomeni naturali, quindi primo fra tutti i venti, per cui anche sostenitori del ponte sullo stretto hanno diciamo, criticato questo ponte a campata unica nel punto in cui l'hanno pensato, perché vorrebbero si facesse, diciamo, un po' più a sud, dove appunto non ci sono tutti questi vincoli. Quindi è già la localizzazione il punto sbagliato. Infatti il nostro comitato nasce soprattutto per contestare l'impatto ambientale, territoriale di quest'opera. Poi dal punto di vista tecnico ci sono tante discussioni, ovviamente tante criticità e tante cose da poter dire, però noi diciamo sempre, anche ammesso che si potesse fare dal punto di vista tecnico, noi siamo contrari, perché l'impatto sul territorio e sull'ambiente è così devastante che il gioco, insomma, non vale la candela, Ecco, in ovvero il ponte. effetti ti abbiamo richiamato perché ne avevamo parlato anche nella scorsa stagione e per raccontarci cosa è successo, cosa succede e cosa succederà adesso col ponte. Sì, sì, vi ringrazio per questa occasione che ci date, perché in effetti sono successe tante cose. Intanto ovviamente la mobilitazione è continuata. Noi ci siamo visti, credo, prima dell'estate, Sì, certo. esatto, perché era preannunciata come l'estate del ponte, e noi abbiamo deciso di aprire una sede proprio qui appunto a Torre Faro, a Capoveloro, una sede del movimento, le ex poste di Torre Faro, che erano proprio al centro del villaggio, per appunto anche fisicamente, no, fare vedere l'opposizione a quest'opera ed essere riferimento della popolazione del territorio, ma non solo appunto di Messina. E in quest'estate abbiamo fatto una miriade di iniziative, è stata una sede super frequentata, sia per il timore appunto che l'opera partisse veramente, ma sia anche appunto per organizzare, per approfondire, per sensibilizzare i cittadini. Per fortuna non è stata l'estate del ponte, e anzi la novità assoluta è che finalmente si è espresso un ente terzo, che è quello che chiedevamo fin dall'inizio. Cioè questo ponte, ne avevo raccontato già in passato con voi, questo ponte ha superato diciamo tanti scogli, ma in realtà più che scogli erano organismi o di ispirazione governativa, insomma vicino al governo, nel senso, per esempio, il Comitato Tecnico Scientifico, a cui è stato attribuito grande importanza, in realtà è nominato dalla Stretto di Messina, che deve fare l'opera. La Stretto di Messina ha approvato il progetto, che è la concessionaria dell'opera. Il CIPES, l'ultimo organismo decisivo, no, per far andare avanti il ponte, non è altro che un organismo ministeriale. Per cui il primo ente che finalmente si è espresso, terzo, cioè la Corte dei Conti, come avevamo previsto, ha bloccato l'opera. E l'ha bloccato non soltanto aspetti formali. Ora c'è stata tutta una polemica, si punta il dito contro la Corte dei Conti, quindi su chi ha preso la decisione, ma non su cosa è la decisione. Non sono aspetti formali, ne cito solo, ecco, 2 o 3, tanto perché sono 23 pagine la prima relazione, ora si attendono le motivazioni. Una di queste è proprio un punto nodale, cioè la Corte dei Conti critica il governo, quindi chi ha avviato questa procedura, perché non ha chiesto il parere preventivo del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che è il parere preventivo obbligatorio per tutte le grandi opere, per dire se tecnicamente
l'opera, se tecnicamente l'opera si può fare, regge. Il governo si è giustificato e la Stretto di Messina si sono giustificati dicendo che loro l'avevano chiesto questo parere, e però l'avevano chiesto nel 1997, cioè quasi 30 anni fa, 28 anni fa, quando il progetto era completamente diverso. Pensate, anche le torri erano alte prima 382 metri, ora sono alte 399 metri. Sono stati spostati nel frattempo i blocchi di ancoraggio di una decina di metri, la struttura del ponte è cambiata completamente per evitare interferenze con altre opere a terra, non c'era prevista la metropolitana dello Stretto che passerebbe sotto la città per 18 km, quindi è un'opera completamente diversa. Quindi questa cosa qui è fondamentale per, no, per far andare avanti l'opera. Se non c'è questo parere, come possiamo essere sicuri che quell'opera tecnicamente regga? Certo. L'altra questione proprio difficile, ritengo, da superare, è il parere della Commissione europea. Anche qui altro ente terzo, perché il ponte, proprio come dicevo, nasce nel punto sbagliato, più sbagliato possibile, perché vi sono tanti vincoli ambientali europei dovuti a due direttive che si chiamano direttiva Habitat e Uccelli. Certo. Violando queste direttive, la Commissione europea doveva esprimere un parere che ancora non ha dato. E in più la Commissione europea deve esprimersi sul fatto se l'opera non è in violazione anche della legge sulla concorrenza, perché anche qui la gara è stata fatta niente meno nel 2005, quindi stiamo parlando di una ventina di anni fa, e questa gara, ovviamente, da allora le cose sono cambiate. Chi ha vinto la gara non è più lo stesso soggetto perché è cambiata la sua compagine, e poi soprattutto Ma sono allora era una gara. Sì, sono cambiate anche il costo del ponte, no? E il costo è aumentato, è passato da 3 miliardi e 900 milioni di euro di allora a 13 miliardi e mezzo di ora. Siccome la normativa europea prevede che un contratto, diciamo, di questo tipo, un'opera si può continuare l'appalto se non abbia superato il 50% del valore originario, qua stiamo parlando da 3 miliardi e 9 a 13 miliardi e mezzo. È vero Scusa che Daniele, per capirci, in pratica aveva vinto la gara una ditta che aveva presentato un preventivo di 3 miliardi e qualcosa. Esatto. Adesso il costo è lievitato a 13, quindi 4 volte tanto, 3, 6, 9, 12, ok? E non è stata rifatta una gara? Esatto, e questa è la cosa che proibisce proprio la direttiva europea. Loro si difendono dicendo sì, però la gran parte è l'aumento del costo, no, dell'inflazione, dei materiali, eccetera, non sono delle modifiche del progetto, ma proprio la Corte dei Conti contesta proprio questo e dice: ma come? È quello che dicevo io, rispetto al progetto che avete messo in gara ad oggi ci sono state delle modifiche sostanziali del progetto, di percorso, di struttura, di altezza, per cui è un altro progetto. Tra l'altro chi ha vinto la gara allora era l'Impregilo allora, Sì. e secondo è arrivata la Staldi, erano solo 2 le cordate. Queste 2 cordate ora si sono riunificate da qualche anno e hanno dato vita a WeBuild, che sarà la società che realizzerà il ponte. Quindi non c'è neanche un secondo che fa ricorso, perché sono loro stessi, no? Primo e secondo nella stessa ora cordata, per cui l'Unione Europea in questi casi chiede appunto che si rifaccia la gara, che vorrebbe dire azzerare tutto e ricominciare da zero. Quindi io dico, vedo, poi ci sono anche altre osservazioni, ma insomma vedo che sono non soltanto questioni formali, sono questioni sostanziali. Per cui Belle pesanti anche, sembra così, no? Sì. E ora stiamo Ascolta aspettando. Daniele, no, prego. No, volevo dire l'ultima cosa, quindi cosa stiamo aspettando? Quindi le motivazioni della Corte dei Conti, che si è espressa il 29 ottobre e si è dato tempo un mese per pubblicare le motivazioni su cui poi il governo può appunto intervenire e replicare. Nel frattempo noi abbiamo indetto un corteo che sarà il 29 novembre e vorremmo che sia il corteo più grande mai fatto nel nostro territorio contro il ponte, ma in generale mai fatto nel nostro territorio una cosa del genere, e quindi abbiamo chiamato, diciamo, tutte le associazioni, gruppi, movimenti che in questi anni ci hanno aiutato per venire qua fisicamente a sfilare insieme a noi e manifestare appunto l'opposizione non solo del nostro territorio, perché qui stiamo difendendo, è vero, una porzione del nostro territorio,
ma stiamo diventando uno stretto che è uno scrigno di appunto di biodiversità, di bellezze naturalistiche, paesaggistiche, che vale per tutti, insomma, ecco. Sì, infatti l'avete chiamato corteo nazionale, no? Esatto, bravissimo, corteo nazionale No Ponte. E poi il sottotitolo è Giù le mani dallo stretto, proprio perché vorremmo che dello stretto si abbia un po' più rispetto, diciamo, ecco. Ascolta, io però poi volevo chiederti una cosa. Allora, queste sono le perplessità sulla costruzione del ponte. Facciamo per ipotesi che questi 13 miliardi, invece che per il ponte, potessero essere spesi per altre opere. Si potrebbe fare qualcosa di interessante per la Sicilia e per la Calabria con questi 13 miliardi? O comunque il ponte darebbe un enorme aiuto allo sviluppo, diciamo, di quelle aree? No, no, è ottima domanda, perché è su questo che stiamo battendo da anni. Prima cosa, il ponte viene pensato, viene fatto, insomma, i sostenitori dicono per velocizzare i trasporti nell'area dello stretto. Ecco, c'erano già 500 milioni di euro che sono stati levati per appunto favorire il ponte, che servivano a potenziare il traghettamento e per renderlo più diciamo ecosostenibile. Era previsto proprio un sistema per accelerare, perché in effetti abbiamo un traghettamento fermo a 50 anni fa per il trasbordo dei treni, che come sapete per trasferirsi da una costa all'altra devono essere divisi, caricati con varie manovre, e insomma tutto questo movimento dura circa 2 ore per il treno, che è una cosa diciamo inammissibile. Però erano state previste dei sistemi che dimezzavano questi tempi di percorrenza, mentre ovviamente se si dovesse attraversare con l'auto o a piedi ci vogliono solo 20 minuti, per cui da questo punto di vista il ponte non serviva a nulla, diciamo, perché i tempi sono così ristretti che non era diciamo molto utile diciamo il ponte. Per cui questi soldi, 500 milioni, sono stati messi da parte, noi li vorremmo di nuovo per potenziare il traghettamento. Tra l'altro questo settore dà l'occupazione a circa 4.000-5.000 persone in maniera diretta o indiretta, quindi è un settore, è una vocazione diciamo territoriale questa dell'occupazione sui traghetti e su quello che c'è intorno. Poi dico una cosa che vi potrà sembrare pure strana, ma noi non abbiamo l'acqua H24 dai nostri rubinetti e neanche H12. Casa mia è 5 ore al giorno arriva l'acqua, e se non avessimo i serbatoi in tutte le case a Messina, infatti è uno purtroppo dei nostri elementi paesaggistici ormai, non potremmo tirare a campare. Basterebbe semplicemente ristrutturare la rete diciamo no, di distribuzione, perché non è vero che l'acqua manca in Sicilia, e anche questa è un'altra cosa che probabilmente suona strana. L'acqua in Sicilia c'è, il problema è che si perde nella distribuzione. Più della metà dell'acqua che viene immessa nelle tubazioni si perde strada facendo. Quindi tu metti 100 litri e te ne arrivano 50, che è una cosa veramente assurda. È stato calcolato che basterebbero 1 miliardo e 300 milioni per far uscire completamente la Sicilia dalle problematiche di siccità. E il 1 miliardo e 300 milioni che ha messo la Sicilia, la regione siciliana, nel pozzo, diciamo, senza fondo del ponte, trasferendo dei fondi detti FSC, insomma, Fondo di Sviluppo e Coesione, da queste infrastrutture al ponte. Già questo basterebbe per dire l'assurdità dell'opera. Cioè, prima miglioriamo le qualità di vita dei nostri territori, poi ci ragioniamo su quale possa servire per dopo, ma se non abbiamo neanche l'acqua, che me ne faccio del ponte? Tra l'altro, una delle motivazioni, anche qui assurde, una delle tante, è che tra le motivazioni per rendere l'opera così strategicamente fondamentale, in una relazione del Consiglio del Governo che è stata mandata all'Unione Europea, è stato detto che il ponte serve pure per l'acqua, perché in questo modo passeranno più velocemente le autobotti da una parte. No, dai, ti prego. Sembra assurdo, ma è così. Allora non ci sentiamo pure presi in giro, perché insomma Sì. veramente... Vabbè, dopo hanno detto anche che serve per i carri armati, no? Quindi entra... Esatto, Sì. fare il militare che do luce per qualsiasi cosa praticamente, insomma, che esista sulla terra, diciamo. Ma Per non dire altre cose, sì, l'Unione esatto. Europea per giustificare
mi pare l'aveva accennato l'altra volta, ma ve lo ripeto perché è così strano che non ci crede mai nessuno quando vengono qua alcuni giornalisti, dice ma non è possibile, facciamo vedere le carte. Un'altra cosa che per compensare il danno ambientale del ponte, perché non sono riusciti a attenuare l'impatto sul passaggio, diciamo, degli uccelli migratori nello stretto, che è uno dei vincoli Sì. europei fondamentali. Questa è una rotta No, e migratoria poi è fondamentale. una rotta importantissima, è una delle più importanti che tra sud e nord Esatto. Nel per gli Mediterraneo è uccelli. una delle tre, insomma, rotte Mm. principali, ma stiamo parlando non di centinaia di migliaia, ma stiamo parlando di 5 milioni e mezzo Certo. di esemplari che ogni anno passano da una parte all'altra, diciamo, quindi una rotta importante. E che poi vengono Ecco, allora, anche da noi. esatto, sì. Ecco, ora questo, il ponte, accertato dagli stessi progettisti, è come una barriera, no? Funge da barriera, e è stato preventivato che è possibile che entrino in rotta collisione ogni anno oltre 100.000 esemplari. Quindi stiamo parlando non di centinaia di migliaia, 100.000 esemplari. Per compensare questa moria scontata di uccelli, loro propongono la sterilizzazione dei gatti siciliani. Che uno dice, No, che non c'entra? ci posso credere. Questo è proprio No, scritto. dai, non è possibile. Perché la sterilizzazione dei gatti? Perché dice salviamo gli uccelli che state facendo, si posano a terra, quindi ne salviamo migliaia, ne muoiono migliaia, compensiamo. Questa è stata mandata. No, guarda, cioè, si potrebbe anche ridere, ma è anche molto deprimente sentire queste cose. Cioè, in che mani siamo, ragazzi? Infatti, guarda, è proprio scritto una trentina di pagine del progetto definitivo dedicato a questo. Anzi, in più dicono pure, questo è per i gatti randagi, ma i gatti padronali, siccome non possiamo obbligare ai proprietari di sterilizzare, e allora consigliamo, e c'è proprio la figura, di mettere un collare variopinto ai propri gatti quando escono, in modo così fanno confusione con questo collare, fanno scappare gli uccelli e l'uccello si salva. Con foto. No, io non ho parole. Cioè. Veramente ne abbiamo viste. Abbiamo fatto una mostra appunto in questa sede che ancora abbiamo per Torre Faro, con tutte queste assurdità, proprio per dimostrare che qua ce n'è una collezione, ragazzi. Cioè, è vero che da queste assurdità si vede proprio che si arrampicano sugli specchi a tutti i costi a spendere sti soldi, no? A giustificare l'ingiustificabile. E tra l'altro fino adesso ha già avuto qualche costo sto ponte, no? Ha voglia. Si è quantificato tra i 500 milioni e il miliardo già, perché il progetto, diciamo, l'idea di ponte risale già alla legge del 1971, poi la società che lo doveva costruire, cioè la Stretto di Messina concessionaria, è nata nel 1981, e da allora insomma si sono cominciati a spendere soldi per la progettazione, per gli stipendi e per quant'altro, diciamo che quindi alla fine già abbiamo speso soldi intanto inutilmente, per fortuna dico, nel senso che non c'è il ponte, però soldi che si sarebbero potuti utilizzare per le tante necessità del nostro territorio, ecco. Anche perché mi risulta che anche la rete ferroviaria, no, in Sicilia non sia proprio eccelsa, per cui arriva il treno, schizza velocissimo sul ponte e dopo... Sì, il treno uno passa come una lepre sullo stretto e poi fa la tartaruga praticamente, per fare la citazione di Fausto. Però ecco, per esempio, in questo caso noi siamo a favore ovviamente dei lavori che si stanno facendo da anni per il raddoppio ferroviario, perché la gran parte delle nostre linee è monorotaia, e quindi questo comporta ovviamente ritardi, oppure gli investimenti per l'elettrificazione delle linee, perché la metà, ancora poco meno della metà, è a gasolio. Quindi dico, oppure per il perfezionamento delle autostrade, perché sono delle autostrade veramente uno stato veramente penoso, anzi proprio chi gestisce l'autostrada in Sicilia ha detto che non garantisce sulla stabilità di viadotti, gallerie, eccetera. Cioè siamo al punto che appunto ci dobbiamo preoccupare, e già ora in alcuni tratti dell'autostrada camminiamo con le auto in mezzo ai viadotti, proprio perché c'è il rischio che i viadotti, è un tema di cui non si parla molto, ma chi viene qua dalle nostre parti, chi ci abita ovviamente lo sa bene, ma chi viene qua rimane a bocca aperta nel vedere che è costretto a passare in mezzo al viadotto
perché ci sono rischi anche di, diciamo, di stabilità, insomma, Quindi qualche opera un po' più urgente del ponte ci sarebbe in effetti da fare. Sì, no, guarda, c'è purtroppo l'imbarazzo della scelta, per non parlare del dissesto idrogeologico, che ovviamente qua ogni volta che c'è una pioggia ci dobbiamo pure spaventare. Abbiamo Io visto. per esempio vado a scuola qua in un comune vicino, da Torrefaro una ventina di chilometri, passo dalla zona della costa tirrenica. Lì quando piove ci sono i cartelli che dicono che quando piove io non posso passare da là perché sono a rischio. Quindi devo fare un super giro, devo tornare in città, devo pigliare l'autostrada, Quindi eccetera. il massimo della prevenzione è dire arrangiatevi, state E in attenti. caso di pioggia, diciamo, è consigliabile non transitare. Infatti una volta transitato lo stesso, ho detto vabbè che mi può capitare, e c'è stata una piccola frana, ho scoppiato la ruota, sono rimasto in mezzo. Ecco. Quindi per dire, e questa è una statale, quindi per dire a che livelli siamo e a cosa servirebbero in realtà i soldi e non buttarli per il ponte, insomma, ecco. Va bene, mi è venuto in mente il Salvini che era tutto contento perché Topolino aveva fatto un fumetto sul ponte. Adesso lo sto mettendo in onda la copertina del Topolino, che poi, leggendo poi tutta la storia, si vedeva che il ponte crollava. Ah, ecco. Va bene. Vabbè, siamo fra lo sconcertato E il il divertito. momento, perché veramente sì, sai, noi possiamo anche ridere, loro che sono lì, No, lo che so, si no. trovano sto mostro, Che, cioè, che poi la partenza cos'è? 12 miliardi, che poi alla fine arriveranno a 20. Noi l'abbiamo visto col Mose che doveva costare 4 miliardi, siamo arrivati a 13-14 alla fine. La Corte dei Conti ha messo pure in evidenza questo aspetto. Ci sono alcuni costi che non sono stati neanche quantificati, perché i vari enti, seppur hanno detto va bene, il ponte può andare avanti, hanno fatto centinaia di prescrizioni, centinaia di osservazioni. Ognuna di queste osservazioni comporta dei costi e che non sono stati quantificati. Quindi giustamente la Corte dei Conti fa il suo dovere e dice ma in realtà quanto costerà e costerebbe, insomma, questo ponte se si dovessero sostenere tutti questi e far fronte, insomma, a tutte queste osservazioni e prescrizioni, e questo è anche un aspetto che dovranno poi, diciamo, spiegare. Bene, abbiamo tirato ci lungo col ponte. risentiamo, ma ci risentiamo anche, Daniele, perché complimenti per quello che fate e per l'informazione che fate, e meritate di avere voce veramente, perché Sì. è una cosa che riguarda tutti, ecco, non riguarda solo la Sicilia o solo Messina o solo lo Stretto. Bene, Tutto che è meraviglioso. Diranno queste motivazioni a fine. sì, esatto, quando ci saranno faremo un altro collegamento. Grazie mille, ciao. Complimenti, grazie. E ricordiamo la manifestazione il 29 novembre. Esatto, grazie. Ciao. Ciao. Se tu non fossi qui, povera me, sarei una cosa morta, una candela spenta, una donna inutile. E se tu mi lasciassi davvero, che varrebbe lottare da sola, come pensare ad amare di nuovo, lo potresti tu. Se tu non fossi qui, potrei trovare un altro, questo lo so. Sarebbe un triste cambio, e so che dal dolore dovrei nascondermi. Io andrei a piangere chiamandoti. Se
fossi qui accanto a me, con me. E se tu mi lasciassi davvero, che vorrebbe lottare da sola, come pensare ad amare di nuovo, lo potresti tu. Se tu non fossi qui, potrei trovare un altro, questo lo so. Sarebbe un triste cambio e so che dal dolore dovrei nascondermi. Io andrei a piangere, chiamandoti. Se tu non fossi qui accanto a me, con me. Se tu non fossi qui, Lina Chiusso, qui a Radio Nostra, e in effetti se tu non fossi qui dovevamo avere anche Sami, ma Rossella aveva a collegarsi. Mm. Vabbè, un attimo, avevo il microfono spento, scusatemi. Ecco, mi fa sempre così, già. Perché cercando la mascherina. Avremmo dovuto avere Sami da Khan Yunis, ma non è riuscito a collegarsi e purtroppo la situazione è molto precaria. Mi diceva l'altro giorno che arrivano dei beni adesso così superflui, tipo la cioccolata, ma di quella di gran qualità che nessuno riesce a comprare, per cui è lì e non arrivano i farmaci, non arrivano le garze, per cui i medici continuano ad avere le cose misurate per fare i tantissimi interventi che servono. L'entrata dei camion è ancora molto rallentata. L'altro giorno diceva un coordinatore di Medici Senza Frontiere, un camion di questa organizzazione è stato bloccato 2 giorni alla frontiera, gli hanno detto perché non avevano personale per ispezionare. Poi finalmente il personale è arrivato, hanno aperto, c'era il latte in polvere, hanno buttato il latte in polvere dappertutto per terra, quindi poi non era più riutilizzabile. Quando hanno sprecato tutto il latte in polvere hanno dato il via libera al camion di entrare. E il latte in polvere è per i bambini, insomma, per cui non so, ecco. Però adesso esatto, parliamo invece sempre di Gaza, però parliamo sempre del problema della Palestina con Alessandra Trentin che la scorsa settimana aveva organizzato che cosa, Alessandra? Ciao, ciao a tutti, grazie per questa ospitalità sempre graditissima a tutti e due naturalmente. Allora, cosa è successo la scorsa settimana nel mio liceo, nell'Istituto Superiore Marco Polo, liceo artistico musicale classico di Venezia? È successo che a seguito di una delibera del collegio docenti e di un gruppo di docenti attivi e molto attenti alla questione palestinese, e tra questi posso citare sicuramente 2
colleghe fantastiche che sono Ambra Formenti e Aurelia Sandullo. Sono state organizzate alcune attività, appunto come dicevo prima, per sensibilizzare sulla questione palestinese e la cultura e su quanto avviene soprattutto, no? Perché sappiamo che cosa è successo, ma non è vero che lo sappiamo, sappiamo forse un po' di più adesso. All'inizio abbiamo saputo poco perché la manipolazione ci ha portato a credere delle cose piuttosto che ad altre. Quindi insomma sono la mia scuola, posso dire la mia scuola, ha organizzato questa serie di incontri, iniziative, e uno delle quali l'ho curata io, insomma non l'ho organizzata, insomma una serie di persone si sono ritrovate e abbiamo confezionato questo incontro. Posso procedere? Sì, vai. Certo, siamo Certo. curiosi di sapere che cosa avete organizzato. Finché non mi bloccate io Tu vado vai. avanti. Grazie. Allora, che cosa abbiamo fatto? Giovedì, grazie alle reti che ci creiamo tra buone persone con buoni propositi, buone persone è troppo, buoni propositi, ecco, diciamo così, abbiamo organizzato questo incontro per la nostra scuola a partire dalla presentazione di un libro che riguarda appunto la questione palestinese. Il libro è quello di Raffaele Oriani, Marcella Brancaforte, e Hassan Selmi, è quindi un libro a 6 mani. A partire da questo io non ho fatto niente, hanno spiegato, incuriosito i ragazzi ulteriormente e fatto capire cos'è la gravità di quel che sta accadendo in Palestina. Raffaele Oriani è personaggio, scrittore, giornalista, che sappiamo essersi licenziato da Repubblica, Corriere della Sera, insomma adesso non ricordo esattamente, ma Repubblica, il venerdì credo, sì. Perché in disaccordo su quanto non stava scrivendo Repubblica sulla questione palestinese, quindi assolutamente o perlomeno la stava esponendo in modo filogovernativa, non lo so. Diciamo edulcorato, ecco. Bravo, grazie. Puoi ricordarci, Alessandra, il titolo del libro intanto? Sì, è Hassan e il genocidio. Questo è il titolo. Sì, io ho messo anche la locandina, adesso lo possiamo vedere. Esatto. È un libro che è quasi un diario, è un diario illustrato. Ci sono le bellissime illustrazioni di Marcella Brancaforte, che è un'insegnante di liceo artistico e anche di accademia, che è in stretto contatto con Hassan, questo giornalista palestinese, e racconta in modo però poetico la guerra. È come dire, illustrare la guerra ma sperando nella pace, e questa è è un motto per chi guarda quelle illustrazioni, per chi legge quel libro, che proprio ti dà un po' la speranza, nello stesso tempo ti porta nello sconforto perché leggi delle cose orribili, veramente. Poi per chi rimane nell'arte come me, vedere che ci sono queste cose sono un po' come dire ma non è vero, ma non è possibile che, e invece sì. E vedere le immagini dei bambini che non possono andare a bagnarsi in acqua durante le calure terribili. Perché era anche vietato entrare in acqua, fare le tante cose vietate. Bravissima. Oppure abbiamo raccontato, no, io non ho fatto niente, sono stati ascoltati podcast della serie Ero di Gaza del collettivo Controvoce,
che raccontano le vergogne di chi opprime naturalmente e non so neanche trovare la parola, la disumanità di chi li subisce, di mamme, l'abbiamo visto, la pediatra che ha perso tutti i suoi bambini. Ma guarda che la disumanizzazione è stata uno dei fili rossi, insomma, che hanno attraversato questa vicenda. Ascolta Alessandra, e gli studenti come Esatto, hanno? Mi come l'hanno incuriosisce presa? tantissimo sapere gli studenti come hanno accolto. Allora, gli studenti, io devo dire che da insegnante ero molto preoccupata, no, ma ero un po' così, ma chissà perché erano 2 ore in presenza con un giornalista che parlava anche se con i supporti dei colleghi esterni, perché abbiamo avuto il collegamento da Gaza con Hassan e quindi voglio dire dinamico l'incontro, Sì. però comunque sia 2 ore di testimonianze molto profonde, molto pesanti tra virgolette, ok? E devo dire ragazzi che il silenzio che abbiamo avuto per 2 ore, l'ascolto, l'attenzione degli studenti, quelli in presenza, avevamo 6 classi in presenza più tutti quelli collegati da remoto dalle varie classi, è stato veramente una cosa importante, non la posso cioè non saprei trovare un termine più adeguato, importante nel senso di ragazzi che li ho visti a bocca aperta, che ascoltavano, guardavano quel che stava accadendo, forse per la prima volta consci di quello che è la realtà palestinese, penso, non lo so perché li ho visti veramente perplessi, sconvolti, attenti, strabiliati. Ecco. Sai, una comunicazione più diretta così, no? Perché un conto è magari vedi passare o hai la fortuna di incappare in qualche giornalista bravo, comunicativo, qualche trasmissione di approfondimento, altrimenti purtroppo ogni giorno siamo abbastanza bombardati da immagini così, no? Quindi invece una comunicazione così diretta e anche con testimonianze dalla località, da Gaza, no? Questo collegamento con Hassan e insomma sicuramente, beh, sì, ci fa piacere. Speriamo di avere risvegliato ancora qualche coscienza. Sì, magari possiamo fare qualcosa assieme, vediamo di organizzarla. Adesso non so quali tempi avete, forse siete già nei collegamenti successivi. Sì, adesso, siamo... però magari ne riparliamo perché sì. Volentieri, i ragazzi meritano i ragazzi devono sapere perché sono loro il nostro futuro e quindi siamo noi a seminare, ma saranno loro a decidere cosa sarà di noi. Certo, anche perché per fare delle scelte consapevoli bisogna avere l'informazione, se no non fai scelte consapevoli, se no sei un burattino nelle mani, no? Quindi Infatti il libro di Oriani, del giornalista Oriani, è proprio questa, e come è stato il suo appunto dissenso, la manipolazione o la disinformazione, disgregazione, assolutamente. certo. E ho un minuto? Sì, Un minuto per certo. lasciarci? Cambio totalmente registro, so che avete so che avete dopo un collegamento importante con la Fenice, con il teatro. Il mio cognome forse va a cozzare, ma non ha nessuna importanza. Vorrei dire che vorrei avere molti più ragazzi che partecipano a queste occasioni, perché i ragazzi, che sono appunto quello che ho detto prima, sono il nostro futuro, devono capire che quello che fanno è per loro, che quello che fanno, il buono, deve essere riconosciuto e nessuno può gestire da sopra o così in modo inoculato, nessuno può gestire
loro devono capirlo loro, i nostri ragazzi. Certo, Va bene, assolutamente grazie. d'accordo. Ma ne Ascolta, parliamo poi esatto. magari, sì. Comunque, se vuoi restare sulla navicella anche, puoi restare. Puoi restare, esatto. Allora andiamo con Mariolino Barberis, Salve Venezia. L'acqua avanza, e il mar vuole inghiottire Venezia. Salve Venezia, con le sue gondole e le socale. Salve Venezia, le sue bellezze e i suoi campieli. E che i murassi non crolla, San Marco noi pregheremo. Venezia potrà resistere se noi l'aiuteremo. Salve Venezia, la sua laguna e i suoi tesori e il nostro cor. Venezia, sei tutto per te. Salve Venezia, e che i murassi non crolla, San Marco noi pregheremo. Venezia potrà resistere se noi l'aiuteremo. Salve Venezia, la sua laguna e i suoi tesori e il nostro cor. Venezia, sei tutto per te. Salve Venezia, con le sue gondole e le socale. Salve Venezia, la 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 la, la 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 la. Salve Venezia, Mariolino Barberi, che con questo brano aveva vinto il Festival della canzone veneta nel 64 a Sandrigo. Noi mettiamo tutte musiche un po' particolari. E col nostro ospite Salve Venezia, a questo punto Salve Venezia, ma anche il Teatro La Fenice. Abbiamo Marco Trentin, violoncellista al Teatro La Fenice. Ciao Marco. Ciao, grazie per avermi invitato, è un piacere. Benvenuto a bordo, siamo molto contenti di poter parlare della Fenice, che è un teatro che amiamo e del quale andiamo anche molto orgogliosi, ovviamente. Il teatro è di tutti, il teatro non è solo nostro, il teatro è vostro, il teatro è di chi viene a teatro, non esiste il teatro senza pubblico, il teatro è vostro, siamo tutti una grande famiglia, insomma. Insomma, allora il problema, penso che ormai lo conoscono tutti, è di questa nuova direttrice d'orchestra. Al maschile, prego, vuole essere chiamata al Vabbè, maschile. ma io la chiamo al femminile. La nuova direttrice d'orchestra Venezzi, che anche il cognome ci potrebbe stare, però ha poca esperienza. Dici tu, Marco, la situazione e come mai è successo questo? Ma guarda, è successo questo perché allora il nome della Venezia è un nome che gira come un condor sopra la preda
da parecchio tempo a questa parte. Il precedente sovrintendente Ortombina aveva sempre cercato e è sempre riuscito in qualche modo a evitare certe intromissioni politiche e certe, come dire, imposizioni politiche, e questo gli va riconosciuto. Con l'arrivo di Colabianchi, il nuovo sovrintendente, le voci su questa nomina della signora, io la chiamo signora per non sbagliare, no? Maestro non è giusto, maestra non gli piace, quindi la chiamo signora, che così vado sul sicuro. E con l'arrivo del nuovo sovrintendente il nome della signora Venezzi è diventato di uso comune, quindi a circa metà settembre abbiamo chiesto un incontro per capire di cosa stavamo parlando, e il sovrintendente ci rassicurò dicendoci: non vi preoccupate, è un percorso lungo, ho altri nomi sul tavolo da valutare e comunque prima di prendere una decisione, farò un passaggio con i lavoratori, con l'orchestra e col coro, insomma, con le masse artistiche che sono più coinvolte. Questo è il mercoledì. Il lunedì siamo ritrovati sui social, perché abbiamo saputo dai social, il comunicato stampa della Fenice, che nominava sostanzialmente di fatto la Venezia come direttore principale. Poi c'è stato un percorso, riunioni, il sindaco si è messo di mezzo creando più confusione che altro, e niente, sostanzialmente noi riteniamo che non solo il metodo, che ovviamente ha tradito quanto le aspettative e quanto il sovrintendente aveva promesso, perché un ruolo del genere è sempre stato in passato condiviso, perché è un ruolo talmente importante che non può essere calato dall'alto, deve essere al termine di un percorso di conoscenza e di valutazione. Esattamente come è successo in passato, i direttori... Come succede anche su tutti gli altri teatri, no? Allora, succede in tutti gli altri teatri, addirittura all'estero l'orchestra ha un diritto di voto istituzionalmente riconosciuto sulla scelta di un direttore, perché sai, un direttore musicale nella fattispecie è un ruolo molto importante, non solo perché dirige, ma anche perché mette mano in maniera importante su tutta la programmazione del teatro. Quindi, ma limitatamente al suo ruolo di direttore, non puoi tu avere sul podio un direttore che non hai mai visto, non hai mai conosciuto, non sai quali sono le sue doti umane, artistiche, e non sai neanche e non hai mai avuto la possibilità di verificarne l'affinità, perché ricordo che grandi orchestre con grandi che hanno rifiutato grandi direttori perché non c'erano delle affinità umane condivisibili, perché è un rapporto anche umano, e che in questo caso, dopo tutto quello che è successo, è assolutamente andato a finire sotto i tacchi. E questo per quel che riguarda il metodo. Per quel che riguarda il merito, siamo di fronte a una figura che, per carità, noi rispettiamo perché fa il suo lavoro e che è giusto che faccia il suo lavoro, però non ha assolutamente nel curriculum. Qualcuno dice no, ma è giovane. A 35 anni un musicista non è giovane, e neanche un direttore d'orchestra è giovane. A 35 anni andate a vedere i curricula dei grandi direttori del passato. A 35 anni avevano già, come dire, collaborato con le più grandi istituzioni musicali europee e mondiali. La signora non ha fatto ancora questo percorso. Adesso non mi voglio sbilanciare del perché non ha fatto questo percorso, però evidentemente c'è qualcosa che non torna. Noi abbiamo negli ultimi al Teatro La Fenice sono passati i più grandi direttori del mondo. Negli ultimi 10-15 anni abbiamo collaborato col maestro Chung, che immagino conoscete, che è ancora uno dei più grandi direttori del mondo, tant'è che adesso è stato nominato direttore musicale alla Scala. E quello è il livello che noi chiediamo, abbiamo sempre chiesto e preteso, perché il Teatro La Fenice... Il teatro merita.
quello è Teatro il Venezia, livello. la Fenice non è una nave scuola e ancor meno non è un teatro dove parcheggiare gli amici degli amici perché politicamente appoggiati. Non è una nave scuola, abbiamo necessità per rispetto dei lavoratori, del teatro, del pubblico e del mondo intero. Noi abbiamo sempre richiesto di mantenere un livello del maestro Chug piuttosto di altri maestri, grandi maestri. E questo è il nocciolo della questione, no? Dopodiché, vabbè, la parte avversa si è scatenata in bagarre, in cacciara politica, perché non avendo argomenti sul merito da poter mettere sul piatto, ci hanno dato dei sessisti, dei comodi comunisti, però sul merito non sono in grado di controbattere. Ecco, questa è la nostra battaglia che stiamo portando avanti e che porteremo ancora avanti finché non troviamo una Devo dire soluzione. che mai come adesso siete proprio uniti tutti quanti, perché io immagino che nelle orchestre ci siano maestri sia di destra che di sinistra che la pensano sia di qua che di là, però in questo caso siete tutti quanti uniti perché non c'entra niente, no, la destra e la sinistra su questo discorso. Voglio dire, il grandissimo direttore d'orchestra Herbert von Karajan sicuramente non aveva idee di destra, di sinistra, no? Era, diciamo, spiccatamente, no, voglio dire, verso un'altra area, ma nessuno ha mai messo in discussione le sue capacità e qualità. Siamo tutti uniti come teatro in tutta Italia, perché ieri sono arrivati da tutta Italia a sostenerci, ancor prima ci hanno sostenuto mandandoci messaggi e documenti di appoggio e di sostegno, ma soprattutto il pubblico. Ragazzi, il pubblico, io ripeto quello che ho detto all'inizio, in 35 anni non ho mai visto una simbiosi così totale tra pubblico e lavoratori, perché sai, quando fai casino, fai sciopero, c'è sempre qualcuno che storce il naso, perché certo. li fai saltare lo spettacolo, perché crea un disagio. Ragazzi, ma non solo ieri, prima che il sovrintendente ci impedisse di leggere il comunicato in sala, perché poi è successo anche questo. E la gente, dopo aver sentito il nostro comunicato, lanciava i volantini dalla piccionaia in platea. Una cosa del genere, ripeto, non si vede così facilmente, anzi non si vede mai, perché il pubblico ha capito, siamo tutti sulla stessa barca e condividiamo questa battaglia. Ascolta, ma adesso come sta andando? Cioè, perché ci sono spettacoli, ci sono concerti, lei è lì, sta nel suo ruolo, l'orchestra cosa fa? Lei non è ancora arrivata e stando alle dichiarazioni del sovrintendente e del presidente, il sindaco Brugnaro, dovrebbe arrivare l'ottobre prossimo. Lei non c'è. E adesso noi continuiamo con la programmazione, però ad ogni spettacolo sono previste manifestazioni di sensibilizzazione, volantinaggio e altre cose. Speravamo di poter leggere sempre i comunicati al pubblico, ma il sovrintendente ci ha tappato la bocca, tant'è che ultimamente nel corso prima degli ultimi concerti ci siamo presentati prima nel corso quando entrava il pubblico col bavaglio alla bocca per sensibilizzare sta roba qua. È un periodo storico, devo dire, pesante perché insomma ci rendiamo conto che, ripeto, allora la politica ci ha sempre messo mano su queste robe, però insomma in qualche modo si è sempre riuscita a salvaguardare l'indipendenza della cultura, perché questo deve essere, ma soprattutto un livello. In questo caso, ragazzi, stiamo veramente vivendo un oscurantismo molto preoccupante. Sì, non sono belle queste cose che ci dici, sono preoccupanti perché
sì. Sono preoccupanti, sì, molto preoccupanti, perché da chi sta amministrando la cultura in generale, non è che non ci limitiamo solo alle fondazioni lirico-sinfoniche, ma si vuole, come dire, si sta cercando, una parte politica sta cercando evidentemente di, come dire, Sì, sembra quasi che voglia avere una rivincita, no? Siamo sempre stati nascosti e adesso siamo noi, decidiamo noi, Perché gli no? intellettuali sono tutti di sinistra, adesso occupiamo noi gli Mm. spazi. Sì, sì, ma Queste sono le dichiarazioni che quotidianamente leggiamo sui giornali. Perché la sinistra ha sempre fatto così, adesso tocca a noi. Mm. Ok, tocca a voi, ma non è colpa nostra, la sinistra si vede che... ma fatelo bene almeno, cioè voglio dire, Esatto. questa, come dire, vendetta che poi si riflette su tutto il mondo, su tutta l'attività politica, c'è questo tentativo di vendicarsi nei confronti della sinistra che che secondo la loro versione li abbiamo sempre esclusi, adesso tocca a noi, facciamo quello che ci pare. Ho capito? Va bene, siete al governo, però non potete, fate le cose per bene, non potete mettere i cialtroni a destra. No, anche perché, non lo so, la Fenice, se mettiamo i teatri più importanti del mondo, non sto dicendo dell'Italia o dell'Europa, del mondo, su 10 ci sta dentro anche la Fenice, Ma forse... cioè, guardate che la Fenice ha un brand e ha una la gente noi siamo riusciti negli anni, e devo riconoscere il merito a chi ha gestito la Fenice nel corso degli ultimi anni, da dopo l'incendio in poi, siamo riusciti a portare noi abbiamo il teatro sempre esaurito. Perché? Perché la gente viene a vedere il teatro, vede la Fenice, perché la Fenice certo. è stata rappresentata la prima recita di Traviata, insomma c'è un mondo, poi perché Venezia, insomma Venezia, la Fenice è Una celebrata, simbiosi. è riconosciuta in tutto il mondo. Non possiamo, e quindi abbiamo un obbligo, non possiamo adesso farci ridere dietro, perché è quello che sta succedendo. Esatto, a questo volevo arrivare. Noi nell'ambiente vediamo, cioè questa storia qua sta facendo il giro del mondo, ne ha parlato il New York Times, Certo, le certo. più importanti d'Europa ne stanno parlando, stiamo facendo la figura dei terracottari per questioni politiche. E questo Per è dirla proprio, sì, papale, come si dice. esatto. Vabbè, speriamo che si risolva, perché poi credo che a nessuno faccia piacere lavorare in un ambiente in cui non si è benvenuti, no? Specialmente un direttore d'orchestra che avrebbe il compito di portare con sé tutta l'orchestra in qualche modo, quindi... Ma infatti questo, perché poi tirata la riga, al di là delle posizioni nostre piuttosto che della controparte, alla fine, se mai questa signora dovesse venire in teatro, come fai a salire sul podio Esatto. con una situazione del genere, con un'orchestra che si gira dall'altra parte quando alzi la bacchetta e con un pubblico che è pronto lì a fischiarti, a buarti? Come fai a lavorare? Un po' di dignità, bisognerebbe che lei facesse un passo indietro, perché insomma, voglio dire, anche per lei, devo dire, per No, lei. esatto, certo. soprattutto per lei, perché Sì, però evidentemente ci sono dei condizionamenti che insomma vanno al di là. Allora incrociamo le dita per la Fenice, per il futuro, per l'orgoglio, per il prestigio di questa istituzione che insomma... Non solo per il prestigio dell'istituzione, ma ribadisco, l'ho detto in tutte le sedi, in tutte le salse, il teatro siamo tutti noi, siete voi che venite a teatro, cioè è un patrimonio di tutti, non possiamo gettare alle ortiche anni e anni di lavoro per raggiungere quello che dicevo prima, una fama internazionale nel mondo, solamente per questioni per interessi di Il lega. potere di bassa lega. Siamo tutti noi il teatro, se non c'è il pubblico non c'è il teatro, se non c'è l'orchestra Certo. non c'è il pubblico.
Quindi siamo una comunità dove ognuno fa la sua parte. Quindi. E in questi giorni abbiamo avuto la dimostrazione che insomma, siamo tutti insieme dalla stessa parte. Va bene, Va Marco, bene. grazie mille per il collegamento. E adesso, Ciao. adesso scarichiamo dalla mongolfiera tu e il tuo violoncello e scarichiamo anche l'arpa di Alessandra perché il peso non ci fa volare. E in bocca al lupo a tutti noi. Grazie a voi, grazie per averci dato questo spazio. Grazie a te. Ciao ciao. Grazie. Senza skei, niente chassis. Ciao Alessandra. Ciao. Chi non ha la borsa grossa, troppi chassi non può far. Chi non ha la borsa grossa, troppi chassi non può far. Mica so piuttosto in drio, come mai posso tassare? Metterò cosente bassa, così botta nuova ro. Che voi secchini, no pochettini, quando di tutto se vuoi gustare. Allegramente, zoga la gente, sendere un stagno me vuoi provare. Chi non ha la borsa grossa, troppi chassi non può far. Se ne andremo in compagnia a mare da qualche dì. Se vuoi fare le serenate, vuoi saper cosa che vuoi. La sapurmi non me perdo di coraggio, non gonfia. Chi la misura so che la dura, sinché mi insegno la sticarò. Voglio far fatti che mai ducati, no che sia un conto con che so mi. Chi non ha la borsa grossa, troppi chassi non può far. Mica so piuttosto in brio, come mai posso già sa che se va in spesa senza contesa risponde Beppo Starghe no pol. Vuoi torni a spasso e far del ciasso, con pochi versi tutto lì sta. La borsa grossa, troppi chassi non può far. Chi non ha la borsa grossa, troppi chassi non può far. E linea chiuso, senza skei, niente chassis. Ecco qua la parte finale con il clavicembalo. E bene, Rossella, puntata lunga che è volata via, è il caso di dire. Interessantissima. Sì. E niente. Ci sentiamo in acque un po' così, un po' agitate, fra un ponte e una CAE, un direttore. come si dice a Venezia, un ponte e una CAE. Esatto, tra un ponte e una CAE succede tutto. Sta per calle per i non veneziani. Sì. Bene, chiudiamo, ci sentiamo martedì prossimo e forse un martedì dovremo saltarlo, penso, no? Forse il 25, ma comunque cercheremo di fare qualcosa. Andiamo con la sigla finale, ci sentiamo martedì prossimo. Ciao a tutti. Ciao a tutti, grazie. Avete ascoltato Il Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, in studio Rossella, Gianluigi, una produzione dell'Associazione La Rete. Vi aspettiamo. A martedì prossimo.